Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG, ritorniamo a seguire le notizie dal Friuli Venezia Giulia. Grande attesa, il prossimo 2 marzo si terrà l'inaugurazione del centro storico di Monfalcone. Molte le iniziative volte a dare risalto alla nuova immagine del centro cittadino, che ha visto la ristrutturazione di un'area pari a 20.000 metri quadri con la triplicazione degli spazi verdi fruibili e la promozione di eventi culturali e intrattenimento rivolto a tutta la cittadinanza. Ne andiamo a parlare subito insieme al sindaco Anna Cisinte e l'assessore Luca Fasan. Il 2 marzo dalle 11 alle 21 a Monfalcone presentiamo un altro punto bellissimo realizzato che dà grande valore a questa città, ovvero presentiamo il centro storico, che di fatto non è mai stato chiuso in maniera complessiva, però che adesso è completamente aperto, completamente fruibile. Accanto al Piazza Unità, questo parco, il nuovo museo medievale. Tutto questo in una giornata in cui ci sarà la possibilità di visitare anche con un percorso gestito da un professionista molto bravo che noi spesso utilizziamo, una passeggiata storica. Un open day di cultura, ma dalle 17 alle 21 la città è dei giovani, giovani che potranno portare con la musica, con la loro energia, ma anche con la qualità dei professionisti che saranno qui sul palco e che interverranno in vario modo, musica, allegria, gioia, perché la piazza e il centro storico sono recupero di un'identità, di una tradizione, ma tutto ciò guardando al futuro e i giovani ce lo racconteranno. Siamo stati presenti a Turisma, questo è un grandissimo evento e soprattutto una grandissima novità. Per la prima volta a Monfalcone, in quella che è la fiera sicuramente più importante d'Italia e non solo per quanto riguarda l'archeologia, sia essa storica che industriale, noi siamo presenti a promuovere le nostre eccellenze, a promuovere il MUCA e a promuovere il nostro museo medievale. Abbiamo fatto un B2B, quindi un workshop dove abbiamo comunicato a tutti quanti gli operatori del mondo quella che è la realtà monfalconese. Non solo, ma abbiamo preso anche contatti con i massimi media che si occupano di archeologia per poter creare una promozione diffusa e capillare per la nostra città. Ci spostiamo a Udine, dove sono stati presentati i risultati degli importanti lavori di restauro per portare all'antico splendore lo storico caffè Contarena di Udine. Entro fine mese è pubblicato il bando per la gestione. Ne parliamo insieme all'assessore del comune di Udine Gea Arcella, l'architetto Franco Giordani e la restauratrice Francesca Malatesta. Allora, con oggi terminiamo quella che è la fase di restauro della parte monumentale, siamo molto soddisfatti di come è stato restituito questo luogo storico alla città. Il bando verrà pubblicato entro il mese, così come avevamo già anticipato nella commissione che si è tenuta un paio di settimane fa, dove c'era stata già rivolta questa domanda. I principali interventi sono stati degli adeguamenti degli impianti dei frigoriferi, dei banchi, di 2 banconi, zona bar e zona enoteca, e poi soprattutto l'intervento di restauro complessivo delle sale bar e sala enoteca. In questo caso il restauro del Contarena è stato un restauro di conservazione di quello che c'era in origine, quindi sia i colori delle pareti siamo riusciti a mantenerli, abbiamo ripristinato tutti questi bordini dorati consolidati perché c'erano dei problemi anche si stavano sbriciolando un po' l'intonaco, e poi i mosaici sono stati puliti, gli sbalzi in metallo argentati sono stati puliti e protetti. Passiamo a un'altra notizia, parliamo questa volta invece dell'apertura ufficiale dell'anno giudiziario e del 2024, la situazione del TAR per il Friuli Venezia Giulia insieme al prefetto Pietro Signoriello e il presidente del TAR del Friuli Venezia Giulia Carlo Modica De Mohac. Va bene, sì, si è svolto proprio questa mattina qui all'interno dei saloni di rappresentanza della prefettura, quindi nel Palazzo del Governo, questa cerimonia sempre particolarmente importante e suggestiva di apertura dell'anno giudiziario del TAR del Friuli Venezia Giulia. Oggi abbiamo fatto l'inaugurazione, la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. È stata una bella cerimonia con grande partecipazione, avvocati, magistrati, colleghi, autorità militari, ecclesiastiche.
Abbiamo un po' illustrato i dati statistici che hanno rivelato come il nostro TAR, il TAR del Friuli Venezia Giulia, sia un TAR molto virtuoso, il più eccellente TAR d'Italia, in quanto non vi è alcun arretrato. Non esiste il problema dello smaltimento dell'arretrato, c'è una velocità anche nel deposito delle sentenze che non è pari a quella di nessun altro TAR italiano, quindi un'estrema efficienza. Chiudiamo nella montagna del Friuli Venezia Giulia, grande attesa anche a Sella Nevea e Kraniška Gora, che ritornano protagonisti delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico che si terranno dal 19 al 25 marzo. Andiamo ad approfondire anche l'evento, dare qualche anticipazione insieme all'assessore alla cultura e sport regionale Marion Zilla, all'organizzatore Sport for All Andrea Olivetti. La Regione è particolarmente soddisfatta di poter ospitare alla fine di marzo a Sella Nevea le finali del campionato del mondo di sci paraolimpico e lo è perché questo dimostra che i nostri impianti sono adeguati a ospitare competizioni internazionali anche importanti. Benissimo, allora siamo qui a Trieste per quanto riguarda la presentazione della finale di Coppa del Mondo. Si terrà a Sella Nevea dal 19 al 25 di marzo, dove oltre 15 nazioni parteciperanno a questa nuova sfida, con il coinvolgimento di tantissime scuole che porteremo